una guerra contro gli ottomani fino all'ottobre del 1912, poi si torna a casa, è finita? No, perché ricomincia un'altra avventura e questa diventa ancora più terribile perché è mondiale. Adesso vi parleremo di una montagna. Prima guerra mondiale, 600 km di fronte dal Carso fino alle Dolomiti. Potremmo raccontare tante montagne, potremmo raccontare tante storie, però sicuramente questa sera abbiamo scelto una vicino a noi, che è il Monte Canino, montagna che ancora oggi, anche adesso, è così piena di neve ed è stata sicuramente diffuso nel momento importante anche della prima guerra mondiale. Una tradotta che parte, una tradotta che va, degli uomini che partono convinti, orgogliosi, momenti difficili per poi bere e mangiare soltanto neve.